Un evento grandioso in quel di Caorle il 15 luglio prossimo per presentare tutte le novità dell'agricoltura 4.0, che è l'agricoltura del futuro. La Regione Veneto sul futuro, anche sull'agricoltura, c'è, e una manifestazione che vuole avvicinare i giovani, che poi tecnologicamente sono molto più avanti di noi, e quindi l'agricoltura 4.0 speriamo serva anche questo evento a spiegare a loro che il settore agricolo è un grandissimo settore, il settore primario, e quindi anche per loro, oltre che per noi, per conoscere tutte le novità e il futuro che ci aspetta. Sono felice di essere qui oggi alla presentazione di questo progetto perché sicuramente si inserisce in una visione moderna dell'agricoltura ed è fondamentale perché in questo momento in Europa c'è sui motori trainanti dell'agricoltura sono appunto l'innovazione e la sostenibilità, per cui ritengo che cada proprio ad hoc. E sostenibilità per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse, il modo intelligente di usare l'agricoltura per un effetto prolungato nel tempo e duraturo. Innovazione, utilizzare la ricerca scientifica, tecnologica per aiutare la sostenibilità, migliorare sicuramente i prodotti, aumentare la produzione e la resa e anche ridurre i fertilizzanti e i pesticidi. Quindi questi sono gli obiettivi che vuole raggiungere l'Europa in questo periodo, per cui sono ben felice di essere qui oggi e poi il 15 luglio. Cos'è il Deere Day? È la più grande manifestazione agricola in campo d'Italia, siamo stati premiati da John Deere per questo motivo ancora una decina di anni fa. Nessuno fa una cosa così in Italia, è una manifestazione itinerante, nel senso che non ha una cadenza fissa. Non viene rispettato, non è ogni 3 anni, ogni 2, ogni 4, ogni 5, l'ultimo abbiamo fatto 5 anni fa in bonifiche ferraresi, per dire. Noi andiamo in cerca anche di un'azienda agricola che sia interessante, importante, popolare, per cui il nostro cliente, l'agricoltore, venga a vedere, oltre che i trattori John Deere, venga a vedere anche un'azienda agricola bella, interessante, prestante, performante, in sostanza. Quindi questo è il Deere Day. Lo organizzeremo nella fantastica cornice, che per me è veramente bellissima, di Cacorniani, 1730 ettari a Caorle, che fa parte di Generagricola, la più grande azienda d'Italia, 10.000 ettari coltivati divisi in 22 aziende in tutta Italia, dal Piemonte alla Calabria. Fanno il riso a Sibari, che è il riso penso più a sud della penisola. Quindi bellissima la cornice, vedremo in campo decine e decine di trattori, 60 saranno le macchine operative, 6 saranno i giganti 9 RX da 700 cavalli con i 4 cingoli, che avremo modo di vedere, e sarà, io la definisco, una festa dell'agricoltura. Se vogliamo usare un termine, è la giornata dell'orgoglio di essere agricoltori. Si svolgerà il 15 di luglio, ed è aperta a tutti quanti gli agricoltori, i contoterzisti, le grandi aziende agricole, gli appassionati di agricoltura. Il nostro ruolo nell'8º Deere Day è quello di ospitare la manifestazione presso l'azienda di Cacorniani, comune di Caorle, che è la nostra azienda principe, il nostro fiore all'occhiello, dalla quale è nata tutta la storia di Generagricola, e siamo ben lieti appunto di ospitare l'evento del Deere Day, anche perché abbiamo molti punti in comune con la tecnologia che mette a disposizione Sergio Bassan. Noi abbiamo voglia di vincere la sfida della tecnologia e siamo ben consapevoli che questa la si può fare, questo obiettivo lo si può raggiungere esclusivamente adottando tutto ciò che la scienza e la tecnologia mettono a disposizione, e quindi John Deere, Sergio Bassan e tutti i suoi marchi sono un abile e utile alleato proprio per vincere questa sfida. Noi siamo partner in questo 8º Deere Day e crediamo che il tema di quest'anno è fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura, perché con i droni, con i satellitari, con questi strumenti che sembrano strumenti del futuro, in realtà sono strumenti del presente, ci danno una grossa mano per lo svolgimento del nostro lavoro e soprattutto anche per il controllo delle culture, per quanto riguarda sapere esattamente quando irrigare e dove irrigare, e soprattutto anche sui trattamenti fitosanitari
fitosanitari, quindi oggi sul discorso della sostenibilità, sui temi che stiamo affrontando per questi grandi cambiamenti climatici e che quindi la siccità è un problema importante, e di fatto questi strumenti ci danno una grossa mano per poter anche contrastare in parte, purtroppo solo in parte, questi eventi.